Buongiorno a tutti, siete pronti ad andare in Russia? Oggi andiamo nel Dagestan per parlare della strana storia dell'Anzi Makhachkala, squadra appunto della Repubblica del Dagestan in Russia, che ha fatto parlare di sé pochi anni fa, in realtà una quindicina d'anni fa. È stato un po' questo club il precursore di quello che oggi è l'Arabia Saudita, di quello che aveva provato a fare l'America, di quello che aveva provato a fare l'India, addirittura di quello che sta riuscendo a fare l'Arabia Saudita, cioè portare i migliori giocatori d'Europa e del mondo in un campionato non propriamente di primissimo piano, di primissimo livello. La storia dell'Angi è tra l'altro molto breve, anche proprio non solo come gloria ma proprio come storia sportiva, perché nasce soltanto nel 1991. Tra l'altro il nome Angi significa perla, quindi era anche qualcosa di romantico, nata da qualcosa di romantico nel città di Makhachkala, sul Mar Caspio, nella Repubblica del Dagestan. Partecipa e vince proprio il campionato del Dagestan, e quindi il club intuisce le potenzialità che può avere e iscrive la squadra ai campionati minori della Russia, e piano piano l'Angi fa una scalata anche interessante fino ad arrivare addirittura, tra l'altro il campionato del Dagestan è stato vinto con 16 vittorie su 20 partite, quindi diciamo che poteva aspirare a giocare quantomeno nelle serie minori russe, e questo avviene per l'Angi, che arriva in massima serie nel 1999 con un sorprendente quarto posto al suo primo campionato nella massima divisione russa nel 2000, quindi si intuiscono ancora davvero le potenzialità di questo club, che comunque ha delle buone risorse ma limitate per quello che può essere la vittoria magari di un campionato o la qualificazione alle coppe europee. Addirittura fa il turno preliminare di Coppa UEFA perso contro i Glasgow Rangers, retrocede ed è nuovamente promosso in massima serie, ma poi arriva la grande svolta nel 2011, perché il facoltosissimo Kerimov, uno degli uomini più ricchi e più importanti della Russia, decide di acquistare questo piccolo club per provare a fare qualcosa che in Russia non era mai riuscito a nessuno, ovvero spendere tantissimi soldi, investire tantissimi soldi, comprare i giocatori più forti possibile e provare a vincere il campionato e a primeggiare anche in Europa. Mi ricordo che le grandi ambizioni di Kerimov erano quelle addirittura di vincere la Coppa dei Campioni, erano quelle di portare l'Angi ad essere una delle squadre più nominate, dei club più nominati in Europa e nel mondo, come poi è capitato per il Manchester City e per il Paris Saint-Germain, che avevano una storia comunque molto limitata fino a quel momento. Allora, giù con i super investimenti, giù con contratti enormi, arriva Roberto Carlos, che è il primo grande acquisto tra l'altro nel mercato invernale, perché poi ovviamente la Russia ha un certo tipo di calendario. Poi arriva Zirkov dal Chelsea, arriva soprattutto Eto'o dall'Inter. Adesso, se qualcuno di voi si ricorda più o meno chi era Samuel Eto'o in quel periodo, mi ricordo che tutti noi ci domandavamo: ma può veramente convincere tutti? Un po' come ci domandiamo oggi come faccia l'Arabia a convincere i giocatori ad andare a giocare lì, o meglio, come faccia lo sappiamo, ma perché i giocatori vadano a giocare lì? E noi ci domandavamo: ma perché Eto'o deve andare a giocare in Russia, in un campionato comunque minore? E tutti si aspettavano l'espansione dell'Angi, soprattutto a livello europeo, perché poi sì, si poteva dire vabbè, comincerà a vincere i campionati in Russia, ma cioè, alla fine della fiera chi se ne frega di chi vince il campionato russo, con tutto il rispetto. L'obiettivo davvero è vincere in Russia e giocare finalmente la Coppa dei Campioni, la Champions League. Arriva Willian dello Shakhtar Donetsk, che tra l'altro era uno dei talenti di cui si parlava di più in Europa, e stupì il fatto che andasse a giocare nell'Angi. Allenatore è Gus Hiddink, quindi veramente si inizia a credere che l'Angi possa recitare un ruolo importante in Europa, e invece tutto si riduce a un vorrei ma non posso, a un'ambizione
a un grande sogno, a una grande illusione, perché i problemi iniziano già nel 2013, inizia il ridimensionamento, probabilmente il club capisce che a quei livelli non potrà arrivarci mai, non vince neanche un campionato russo, arriva al massimo al terzo posto, arriva al massimo a qualificarsi in Coppa UEFA, inizia la dismissione, inizia il ridimensionamento, vengono chiusi un po' tutti i contratti più facoltosi, iniziano ad essere acquistati dei giocatori medi, il ridimensionamento è abbastanza progressivo, perché già nel 2014 arriva la retrocessione in seconda serie e addirittura il club viene sciolto nel 2022 dopo tanti problemi economici, dopo ripartenze dalle serie minori. Insomma, oggi di quella squadra lì resta un pallido ricordo, esattamente come quando facciamo un sogno che ci ricordiamo la mattina appena svegli e che poi piano piano svanisce nel corso della giornata fino ad arrivare alla sera o al giorno dopo che ci ricordiamo di aver sognato qualcosa ma non ci ricordiamo esattamente che cosa. L'Angi è stata una grande illusione, tanti giocatori hanno provato ad andare lì, forse hanno capito subito che era difficile, anche perché era poi una località sperduta, la Russia è tra l'altro enorme, è praticamente un continente, per cui sono delle trasferte quasi intercontinentali, le stesse trasferte di campionato, per cui è anche molto complicato, un po' come andare a giocare in Cina, andare in Russia. E dell'Angi, ecco, resta questo ricordo, questa grande illusione che è durata davvero pochissimi anni, è durata 2 o 3 anni e non è riuscito fondamentalmente a raggiungere nulla. Eppure oggi, a distanza di 15 anni, ogni tanto ci chiediamo che fine ha fatto l'Angi. Forse lo dovevo mettere nell'altra rubrica e invece l'ho messa in una squadra, in una storia di squadra più o meno classica. Questo è lo scrigno del calcio, questa è la storia dell'Angi. Se qualcuno si ricorda qualcosa in più me lo può scrivere sotto nei commenti. Continuate a seguirmi e torno domani. Ciao!